Da subito un intervento urgentissimo da parte del governo, da parte nostra essere sempre più ligi nell'applicazione del bilancio, pensando a chi sbarca il lunario con difficoltà. Beh, certo, non ci si può girare dall'altra parte, abbiamo almeno 500.000 veneti che non sbarcano il lunario. Aiutarli sul fronte sociale vuol dire aiutarli sul fronte del reddito, ad esempio delle case di riposo, c'è un incremento di 8 euro al giorno pro capite, vuol dire 240 euro in più al mese, e aiutarli sul fronte degli asili nido, penso alle giovani mamme e ai giovani papà che magari non riescono a sbarcare il lunario e andare a lavorare perché l'asilo nido costa troppo, aiutarli sul fronte degli abbonamenti ferroviari per gli studenti, per i precari, per coloro che non hanno reddito e trasporto pubblico in generale, ma aiutarli sul fronte della disabilità, della non autosufficienza, perché anche questi sono temi che toccano da vicino e purtroppo piove sempre sul bagnato. In questi termini quindi non esclude un'addizionale IRPEF se c'è condivisione collettiva? Ma guardi, in questo momento noi la escludiamo perché il bilancio è già chiuso senza addizionale, non abbiamo bisogno dell'addizionale per chiudere il bilancio. Dopodiché c'è un tavolo importante con tutti i rappresentanti delle parti sociali, del mondo datoriale, delle associazioni di categoria, in totale serenità io direi di ascoltarli ulteriormente e capiremo se c'è la volontà di avere un progetto assieme che potrebbe essere una tantum per un anno per aiutare queste famiglie, oppure se non c'è assolutamente condivisione si va avanti per la strada che abbiamo già iniziato, ovvero il nostro bilancio che è in Consiglio. Canoa, Giro d'Italia, Lausanne, tutto per la montagna? Sì, sulla montagna noi ci abbiamo aperto un focus, anche se qualcuno della montagna ancora non se n'è accorto, ma insomma abbiamo portato le Olimpiadi, abbiamo fatto in modo di non chiudere nessun ospedale, stiamo investendo moltissimo sulla sanità, c'è un volo notturno, cosa impensabile qualche anno fa e non abbiamo tribolato poco per averlo. C'è questa partita del Mondiale di Canoa 2023, ma il 2023 avrà la parte del Leone la farà la montagna veneta con le 3 cime di Lavaredo per il Giro d'Italia, direi che ci sono tutti i presupposti per continuare a farla crescere. Poi voglio ricordare che c'è un arrivo addirittura in Val Zoldana che se l'avessimo data ai bookmaker l'avrebbero data a quote altissime e mai nessuno ci avrebbe creduto. La Lausanne? Beh, è una partita importante anche perché in alcuni momenti dell'anno, nella punta della stagione invernale e quella estiva, abbiamo i passi che vanno in difficoltà. E non è solo una questione di traffico e di ingorghi, ma anche una questione di inquinamento, di sostenibilità. Quindi parte questo progetto che è unico, di un grande fratello come l'ho definito, che approfitterà di tutto quello che sono le tecnologie digitali per monitorare il traffico, per stabilire modalità di nuovi parcheggi scambiatori, per stabilire intermodalità tra trasporto privato e pubblico, fino ovviamente all'impianto di risalita.